Un operaio è stato travolto lungo la Romea mentre lavorava nel cantiere dove sono in corso i lavori di manutenzione sul ponte del canale Fossetta a Chioggia. A investirlo un automobilista che avrebbe invaso le aree di cantiere. Con tutta probabilità la persona al volante si è accorta troppo tardi della presenza dei lavori in strada, forse anche per la scarsa visibilità o la velocità elevata. Questo potranno chiarirlo solo le indagini. Il lavoratore, spiega in una nota ANAS, gestore della strada e del cantiere, è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale non in gravi condizioni. Sulla dinamica dello scontro sono ora in corso gli accertamenti delle autorità con la collaborazione della direzione lavori di ANAS. Poco prima c'era chi segnalava sui social la scarsa visibilità in un cantiere che spesso è stato oggetto di discussione. Nel tratto in cui si è verificato l'incidente sono in corso operazioni di asfaltatura che, come da programma, si svolgono appunto in orario notturno. La fase successiva è programmata per la notte di giovedì 20 novembre, quando ANAS dovrebbe eseguire le prove di carico statiche sul ponte, propedeutiche al collaudo e al completamento dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura.